Sì, la confermo con gioia, sì, diventerò papà. Manca anche molto poco, siamo agli sgoccioli, quindi grande emozione. Beh, la data prevista è il 12 febbraio, quindi nel giro di un paio di settimane dovrei appunto diventare padre. Poco gossip e tanta emozione nelle parole di Igor Barbazza, attore trevigiano noto in tutta Italia che così conferma l'annuncio dato via social dalla compagna Linda Collini, attrice a sua volta conosciuta sul set della soap opera 100 vetrine, una storia che ha fatto sognare i fan e che adesso si rinnova. Che la prima domanda che ci poniamo sempre tutti è chissà se sarò un bravo papà, comunque un bravo genitore, però di sicuro l'impegno ce lo metteremo. Parlo anche per Linda ovviamente. Il primo figlio, il sesso ancora l'abbiamo tenuto nascosto, sarà una sorpresa quando sarà. In attesa del lieto evento, Igor si dedica alla sua nuova creatura professionale, uno studio di produzione rigorosamente made in Treviso accanto al collega Davide Stefanato. Si chiama Restera Produzioni, l'origine del nome deriva ovviamente dal luogo della Restera dove noi spesso ci troviamo per pensare e per scrivere e quindi abbiamo usato questo nome, ci sembrava anche romantico. Una realtà quindi con il cuore a Treviso che sta progettando una fiction interamente girata in Veneto. E sicuramente il primo step sarà quello di presentarlo proprio di fatto in regione, magari alla Film Commission per primo e poi pian piano un percorso che possiamo fare assieme, però secondo me è giusto che anche il Veneto abbia il suo polo di produzione fiction e cinema, è una cosa su cui io mi sto battendo tantissimo.